quanto è bella la frittura! Capita! Raga, i crocchè sono pronti, andiamo! Snack mattutino! Quando è cotta la patata e quando scivola e quindi riesce a staccarsi facilmente. Acqua fredda, un attimino, tiri su e peli. Allora, prima di tutto si schiacciano da calde, quindi lasciate in una placca larga, così, e ogni tanto gli date una bella girata. Il vapore che esce e umidità che va via. Sale, una bella macinata di pepe, il nostro prezzemolino. Volete che le patate non si aprano in cottura? Amido di patate in aggiunta. Stiamo velocemente. La rosticceria è una di quelle cose che non ti puoi dimenticare. L'ho fatta da giovane, la continuo a fare adesso e sono sempre felice che qualcuno dica cavolo quanto è buono. E quando vi rimane un po' di impasto di crocchè, non lo buttate perché siete arrivati al numero. Ci facciamo dell'altro, poi vedrete. Belle, guardate, belle rosse, colorate. Ragazzi, snack mattutino pronto. 2 crocchè, gliele prepariamo. Crocchè, una bella salata sopra, le ho fatte. Oh, però mi raccomando, fate i bravi. Ma siete troppo impostati però, dai! Mangiate queste crocchè!